tutti, oggi è venerdì 8 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 18. La luna sorge alle 5:23 e cala alle 15:45. Oggi si celebra San Giovanni di Dio. Giovanni è un nome di origine ebraica che significa dono o grazia di Dio, ma anche Dio ha esaudito, il Signore è misericordioso. Oggi è una giornata speciale per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini che le apprezzano e le rispettano. La giornata internazionale della donna, che celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo, ma anche le sfide e le discriminazioni che dobbiamo affrontare. La prima giornata è stata celebrata dagli Stati Uniti nel 1909 in occasione dello sciopero del settore vestiario in cui le donne protestarono per le condizioni lavorative dell'epoca. Un grande augurio a Bruno Pizzul, che oggi festeggia 86 anni. È lui il telecronista per antonomasia, la voce che ha accompagnato generazioni di appassionati di calcio. Ha iniziato la sua carriera come calciatore, giocando in Serie A con Udinese, Cremonese e Catania. Nel 1969 è entrato in Rai come giornalista sportivo e da allora ha commentato più di 2000 partite, tra cui le più importanti della nazionale italiana. Un augurio ad Antonello Venditti, che compie 75 anni. È lui uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati, autore di canzoni indimenticabili che hanno segnato la cultura e la società del nostro paese. Ha riempito stadi e piazze, come nel memorabile concerto al Circo Massimo del 1993, in cui ha celebrato il secondo scudetto della Roma con la canzone Grazie Roma. Ha scritto Notte prima degli esami, che è appunto la colonna sonora di ogni maturando italiano. Auguri a Bianca Azzei, che soffia oggi 37 candeline. Ha debuttato nel 2012 con il singolo La gelosia, scritto da Eros Ramazzotti, e ha partecipato 2 volte al Festival di Sanremo, nel 2015 con Il solo al mondo e nel 2017 con Ora esisti solo tu. Ha vissuto una storia d'amore con il pilota Max Biaggi, che ha poi lasciato nel 2018. Nello stesso anno ha partecipato al reality show L'isola dei famosi. Il suo attuale compagno è Stefano Porti, comico e iena. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della borsa di New York, il più importante mercato finanziario del mondo. La borsa newyorkese, nota anche come Wall Street, ebbe origine l'8 marzo del 1817. Da allora la borsa di New York ha seguito le vicende economiche e politiche degli Stati Uniti e del mondo, diventando il simbolo della finanza globale. Quando andate a votare, vi siete mai chiesti perché usiamo le matite per segnare la nostra preferenza? Perché le matite sono copiative, cioè non cancellabili, e quindi garantiscono la sicurezza e la segretezza del voto. Le matite sono usate in Italia dal 1946, quando si tenne il primo referendum istituzionale, e da allora sono rimaste la scelta preferita dal Ministero degli Interni. Oggi ci sono altre alternative come le penne indelebili, ma le matite hanno il fascino della storia e della tradizione. E adesso lasciamoci guidare dalle parole astrali del nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12. La Luna ha dato spettacolo questa settimana con l'enorme quantità di aspetti che ha generato, ma oggi chiude l'elongazione degli aspetti zodiacali entro 90 gradi, una quadratura. Giornata oggi quindi tutta da disinnescare per i 12, vediamo come. Ariete, non è un disinnesco particolarmente importante per voi, se non riuscire ad ottenere una risposta che sia liberatoria per tutta una serie di cose pratiche, ma avete altro per la testa. Per ora c'è l'amore che vi rende assolutamente felici, concentratevi su quello. A Toro,
il giorno non parte proprio in maniera ideale, proprio perché la Luna oggi quadrata fortemente a Giove e Urano, con un Marte decisamente arrabbiato a darle manforte, non è sicuramente proprio la migliore delle giornate, soprattutto se in amore deciderete che avrete poca pazienza con il partner. Oggi avete bisogno di grande attenzione affettiva, sappiatela chiedere però. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna che rende tutto molto passionale, intenso e dinamico. Oggi avete proprio voglia di fare, anche vi sentite portate per la salute e gli sport e una cura fisica decisamente più marcata. Bene, sfruttate gli influssi planetari per sentirvi di nuovo in forma. A tutto ciò che non va o sentite distante, ci penserete dopo. Cancro, la giornata di oggi prevede dei fortissimi appoggi di Saturno, Sole, Nettuno, Mercurio, è assolutamente la giornata ideale, soprattutto con una luna marzianizzata che vi vuole comunicare di darci dentro, di essere ambiziosi e di sferrare un attacco ambizioso al lavoro. Quindi siate coraggiosi e mordete e battete il ferro finché è caldo. Leone, giornata oggi che prevede un'opposizione della Luna molto particolare, perché tra l'altro è congiunta a Marte, per cui una Luna arrabbiata. Oggi l'umore potrebbe non essere dei migliori e qualche scontro anche al lavoro è probabile che sia verificabile per una serie di punti di vista veramente molto ma molto distanti. Vergine, giornata oggi un po' complessa proprio perché la Luna vi richiede comunque attenzione e tecnica ed è marzianizzata. È un periodo in cui lo stress di tutta una serie di valutazioni o di aspettative nei vostri confronti da parte degli altri vi sta veramente molto provando. Cercate di essere forti e di fare tutto come lo saprete fare solo voi nello zodiaco perfettamente. Bilancia, giornata assolutamente vantaggiosa con una luna che convince Marte e Venere a essere molto più dinamici e incisivi, a prendere finalmente le redini dell'amore in mano e a rendervi felice da soli. Beh, sì, tutto qui. Scorpione, giornata con una luna che se prima va tradito con Plutone, ora vi tradisce col vostro Marte, per cui è una giornata un po' nervosa oggi, una giornata in cui dovrete fare i conti con dei differenti punti di vista ed è probabile che non sia il caso di far arrabbiare o di esacerbare o di insistere con collaboratori o capi al lavoro o con il partner. Sagittario, giornata oggi molto fattiva, dinamica, una giornata che prende proprio il controllo, una luna così marziana, amica peraltro dei vostri gradi zodiacali, vi sta spingendo a fare del vostro meglio per afferrare al volo una nuova opportunità che si para davanti. Capricorno, oggi anche la luna diventa molto pratica e effettiva e siete al centro di una questione che riguarda proprio la fattività e la credibilità di un'operazione molto complessa che volete comunque fare. Il rischio è assolutamente calcolato, siete stati bravissimi a gettare le basi concrete per questo accadimento, quindi dateci dentro e oggi tra l'altro godrete anche del carisma necessario che vi serve per convincere chiunque a seguirvi. Acquario, giornata oggi splendida con una luna super fantasiosa ma che rende comunque le vostre fantasie molto fattive, stimola Marte e Venere e quindi non è solo una luna vantaggiosa in amore o nelle questioni passionali ma anche in questioni che vi fanno superare un po' certe vostre abitudini a volte un po' limitanti. Ecco, oggi sarete molto disposti a uscire dalla routine e dalle vostre abitudini. Pesci, una luna oggi molto emotiva con un Marte che probabilmente vi spiazza un po' proprio perché magari incontrerete persone poco diplomatiche, ma questo non vi deve spaventare perché riuscirete comunque a rabbonirle e a fare capire anche il vostro punto di vista sulle cose. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. L'8 marzo 1918 si registra il primo caso di influenza spagnola. È l'inizio di una devastante pandemia, altrimenti conosciuta come la Grande Influenza,
che tra il 1918 e il 1920 uccide almeno 20 milioni di persone nel mondo. All'influenza viene dato il nome di spagnola poiché la sua presenza è inizialmente riportata soltanto dai giornali spagnoli. Avete mai sentito il modo di dire fare i conti senza l'oste? Vuol dire essere troppo sicuri di sé, pensare di avere già tutto sotto controllo senza considerare le variabili o le sorprese che possono capitare, un po' come quando si fa una previsione sul risultato di una partita di calcio e poi si scopre che la squadra avversaria ha segnato un gol al 90°. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Cosa spinge un sassofonista di successo a lasciare la musica per diventare un pilota? Beh, la passione per il volo, scatenata dal primo transatlantico di Lindbergh. E così fece Max Conrad, che però pagò cara la sua scelta. Un incidente lo ridusse in fin di vita e lo privò della voce. Dopo anni di riabilitazione riprese a volare e a sfidare il destino. Transvolò l'oceano, girò il mondo, batté tutti i record, ma non morì in cielo, come forse avrebbe voluto. Morì nel suo letto, a 76 anni. Max Conrad era il matto che volava più in alto di tutti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una ragazza intelligente sa che non ne ha. Finisce qui la nostra puntata di Almanacco, io vi aspetto domani per un'altra imperdibile puntata. Per il momento, buona giornata.